Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I semi di questo tipo di violenza possono nascondersi nelle parole e nelle immagini che usiamo. Se ne è parlato a Mestre, Maura Bertanzon e Paolo Colombatti. Vediamo. Donna, sostantivo femminile, per fortuna femmina, parentesi dell'uomo. Figlia d'Eva. Padrona, dama, signora, gentildonna, matrona, bambina, bimba, bimbetta, fanciulla, giovinetta, ragazza, donzella. Se la lingua definisce ciò che siamo, ha senso cercare fra le pieghe delle parole ciò che può diventare seme di violenza contro le donne. È la riflessione al Museo M9 di Mestre di Giuliana Giusti, professoressa di linguistica a Ca' Foscari, e di Lorella Zanato, attivista e scrittrice. Non possiamo dire che le immagini violente siano responsabili, per esempio, dei femminicidi, ma indubbiamente contribuiscono a creare un contesto, immagine e linguaggio violento, che favorisce l'oggettivazione delle donne e in qualche modo l'esercizio della violenza contro di loro. Ma che genere di linguaggio il convegno promosso dai coordinamenti donne dei sindacati pensionati CGIL, CISL e UIL. Fuori sono molti gli uomini in presidio, solidarietà concreta, segno di cambiamento. Perché tutto parte da immagini e linguaggio, dall'evidenza di certi titoli di giornali a messaggi quasi inosservati. Una pubblicità ammiccante, ma anche testi di canzoni rap così popolari fra i giovani. Insegniamo ad analizzare e a dire: ma siamo convinti che stiamo canticchiando in questa canzone dove c'è lui che picchia lei? Lo accettiamo o possiamo evitare che questo avvenga? E quindi c'è una presa di consapevolezza da parte dei ragazzi che prima non hanno. Il maschile singolare usato dappertutto non ha ragioni grammaticali in italiano, dice ancora la professoressa Giusti. Tradotto, non è una visione automatica del mondo. La prevenzione contro la violenza quindi inizia dalla consapevolezza.